Telespettatori di Video Mediterraneo, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ogni domenica in diretta qui alle 19 su Video Mediterraneo canale 11, siamo in replica anche 30 minuti dopo la mezzanotte e come al solito vi raccontiamo i commenti, soprattutto ospitiamo tanta gente del mondo dilettantistico, naturalmente non mancano i risultati e le classifiche. Vado subito a salutare i nostri primi ospiti qui nella sede di Catania. Abbiamo il direttore sportivo del Comiso, ovvero Franco Pluchino. Buonasera direttore e buonasera anche al mister del Comiso, Gaetano Lucenti. Buonasera. Potremmo parlare della Ciriale oggi? Perché indirettamente insomma sei anche legato alla Ciriale. Saluto in postazione il nostro ben ritrovato Peppe Ragona. Ciao buonasera, Peppe. Buonasera Ettore, buonasera a tutti i telespettatori. Quante cose oggi in eccellenza, eh? Mamma mia, pienissimo. Siamo pieni e l'ho riservata per ultima, insomma però è la prima, è la vera principessa della nostra trasmissione, la nostra penaltina, Valeria Sanfelice. Ciao Valeria, ben trovata. Buonasera Ettore, buonasera a tutti. Hai avuto dei commenti dopo la prima puntata? Sì, è piaciuto molto a tutti quelli che l'hanno visto. Mi hanno detto che sorridi poco però, dovresti sorridere un po' di più. Oggi proverò a sorridere di più. Benissimo, perfetto. Allora a questo punto vado subito a salutare anche i nostri due ospiti che si trovano nella sede di Catania. Abbiamo due importanti allenatori, e come se sono importanti. Abbiamo l'allenatore del Giarre Carlo Breve che salutiamo. Ciao Carlo. Buonasera Ettore, grazie dell'importante. Oggi ti sei riposato, però domenica prossima ti aspetta una partita difficile con la Ciriale, eh? Ho lavorato perché sono stato ad Acireale a vedere Acireale Milazzo che affronteremo di seguito, prima la Ciriale e poi il Milazzo. Benissimo. Accanto a te un altro nome storico del calcio dilettantistico siciliano, ovvero un amico tra l'altro, Ignazio Orefice, allenatore del Ciclope Bronte prima categoria, però insomma la tua esperienza è legata anche ad altri importanti campionati. Ciao Ignazio. Ciao Ettore, buona serata. Senti Ignazio, una battuta veloce, avete perso questa settimana, però insomma rimane il rammarico di avere fatto comunque un buon campionato, eh? Abbiamo perso in casa con l'Adrano ad Adrano, e in casa della prima in classifica, facendo però un'ottima partita. Sono soddisfatto, al di là del risultato, soddisfatto per la prestazione. Allora Ignazio, insomma parleremo del campionato di prima categoria, ma a te personalmente secondo me il campionato di prima categoria ti sta stretto, però insomma avremo modo anche di capire perché stai insomma allenando in questa categoria. Perché oggi è una puntata talmente piena che dobbiamo veramente correre, allora lo facciamo subito dando i risultati del campionato CND. Oggi è giunto alla sua nona giornata di ritorno, oggi domenica 15 marzo 2015. Allora a questo punto Valeria, carissima, i risultati e poi leggeremo la classifica. Ok, allora, Tiger Brolo, Nuovo Gioiese 1-1, Agropoli Orlandina 5-0, Torrecuso Leonfortese 4-1, Nero Stellati Frattese Comprensorio Montalto 5-1, Interreggio Margianise 2-1, Battipaiese Sorrento 1-0, Roccella Acagras 1-1, Rende Noto 2-1, Neapolis e Due Torri 0-0. Allora vince il Torrecuso 4-1 contro la Leonfortese, ne approfitta insomma per rosicchiare qualche punto all'Acragas che viene fermato fuori casa a Roccella 1-1 e a questo punto la classifica sembrerebbe un po' riaprirsi, la guardiamo e poi la commentiamo insieme a Peppe Ragona ma soprattutto anche con i nostri ospiti in studio qui a Modica. Allora, Acagras 57 punti, Torrecuso 52 punti, Agropoli e Rende 50 punti, Nerostellati Frattese 46 punti, Neapolis 43 punti, Marcianise 40 punti, Leonfortese 39, Interreggio 37, Roccella e Due Torri 35 punti, Nuova Gioiese 31 punti, Sorrento 27, Noto, Tiger Brolo, Battipaiese 26 punti, Comprensorio Montalto 16 punti e Orlandina 6 punti. Ricordiamo che in classifica il Noto ha un punto di penalizzazione mentre invece sono 2 punti di penalizzazione per l'Orlandina. E adesso la schermata riguardante il prossimo turno si giocherà domenica prossima, domenica 22 marzo 2015,
Questi gli incontri in cartello: Due Torri Battipagliese, Agropoli Nerostellati Frattese, Rende Interreggio, Sorrento Noto, Comprensorio Montalto Torrecuso, Marcianise Tiger Brolo, Akragas Neapolis, Nuova Gioiese Orlandina ed infine si chiuderà con Leonfortese Roccella. Allora Peppe, 2 punti persi, però l'Akragas non si può sempre vincere. non si può no? sempre vincere, D'altronde, ci mancherebbe. dopo Vai. diverse settimane consecutive in cui sembra che le altre squadre abbiano giocato pro Akragas, oggi invece è una giornata in cui le altre hanno vinto, l'Akragas si è fermato contro il non irresistibile Roccella, Infatti. però ripeto, ci può stare un passaggio a vuoto, d'altronde non si può sempre vincere. Si tira un po' il fiato, no? A 8 giornate dalla fine però sono 5 i punti di vantaggio, possono essere tanti come possono essere pochi, dipende da come si affronteranno le prossime partite. È chiaro che il Torrecuso non molla, bastano 2 partite sbagliate così come quella di oggi e sei di nuovo lì hai rovinato tutto quanto hai fatto nelle ultime settimane. Penso però che l'esperienza dei giocatori a disposizione dell'Akragas anch'io sono sia d'accordo. tale da non far ipotizzare così cali di rendimento così clamorosi. In zona retrocessione passo falso grave del Noto e della Tiger Brolo, no? Ci fermiamo alle siciliane che hanno perso punti importanti in ottica salvezza. Però, vabbè, adesso vedremo cosa succederà la prossima domenica. Allora, direttore, una battuta veloce su questo Akragas, lo facciamo tutto d'un fiato questo responso tecnico. Io credo che comunque, come ha detto bene Peppe, insomma, si è tirato un po' il fiato, però non credo che ci siano problemi, no? Sia la squadra più accreditata per andare in Lega Pro a questo punto, anche forte dell'esperienza dell'anno scorso quando ha perso alla fine le ultime battute, ha perso il campionato, quindi penso che quest'anno hanno fatto le cose secondo forti di questa esperienza e quindi penso che hanno tutti i numeri, anche perché la squadra è fatta in una certa maniera, ci sono giocatori importanti e quindi sono gente di esperienza, gente che ha fatto anche campionati più importanti e quindi penso proprio che andranno fino in fondo. Mister Lucenti, che facciamo? Diciamo, mettiamo quasi la parola fine a questo girone del campionato interregionale oppure bisogna ancora aspettare un pochettino, bisogna aspettare? Ma guarda, tutti i campionati si giocano fino alla fine, questo qua soprattutto di Serie D è un campionato molto difficile perché se vai a vedere oggi l'Akragas è andato a prendere un punto in un campo, sì è vero che ci stanno tanti punti di differenza, però in un campo secondo me non facile. Si giocherà domenica dopo domenica, è un confronto che le due società sicuramente se la giocheranno fino alla fine. Però tifiamo Sicilia, Sicuramente, perché certo. Avere una siciliana in Lega Pro oltre al Messina sarebbe una cosa importante. È vero. Allora, solamente 30 secondi con Catania, battuta velocissima con Carlo Breve su questo campionato. Leonfortese, Noto, molte siciliane hanno sofferto tranne l'Akragas. Ci sarà pure un motivo? 30 secondi per Carlo Breve. Leonfortese è in linea con i programmi, anzi è quasi in zona playoff e quindi può raggiungere un obiettivo insperato all'inizio. Il Noto mi sembra che l'obiettivo dichiarato era la salvezza e attraverso i play-out potrebbe raggiungerla. Penso che per quanto riguarda la vittoria del campionato potrebbe perderlo solamente l'Akragas, ma credo che alla fine la spunterà proprio la squadra grigentina. È vero. Ignazio, abbiamo la Tiger Brolo che insomma sta lottando e poi c'è soprattutto l'Orlandina che come tutti ben sanno insomma ha fatto un campionato assolutamente amorfo perché insomma non aveva probabilmente neanche i requisiti per fare questo campionato, da lodare chiaramente i giocatori e il mister, la dirigenza che c'è e non c'è, hanno portato a compimento un campionato con grande sofferenza, a dimostrazione che se non c'è programmazione, diciamolo subito, in 30 secondi, bisogna starsi a casa, no? Che dici? Ma l'hai detto tu, la programmazione è alla base di tutto. È chiaro che l'Orlandina è uno stillicidio settimanale che poteva essere evitato, penso, all'inizio del campionato, magari con un'esclusione dolorosa facendo la ripartita dell'eccellenza, ma a questo punto forse era meglio. Mentre la Tiger Brolo, anche lei come squadra, penso sia in linea con i programmi. La Serie D è un campionato molto difficile dove non c'è nulla lasciato al caso, è un campionato molto dispendioso sotto tutti i profili e quindi secondo me ha fatto un buon campionato fino a questo punto.
Benissimo, grazie Ignazio, ci dobbiamo fermare perché abbiamo il primo break pubblicitario e poi questa grandissima parentesi dedicata al campionato di eccellenza dove nel girone A il Marsala ha festeggiato il passaggio di categorie. A te il lancio pubblicitario. Dunque, ci vediamo tra pochissimo, non cambiate canale, pubblicità. È di nuovo estate e con l'estate riesplode Donna del Mare. Per diventare una delle 8 concorrenti della nuova edizione, partecipa ai casting ufficiali. Vai sul sito www.donnadelmare.it e compila la scheda di partecipazione. Parteciperai alle selezioni per vivere un'estate di successo indimenticabile. Allora chiama al 336 9207 27. Il concorso che colora l'estate sta aspettando te. È un'organizzazione Play Village. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, infoline 095 53 71 91. Da Scavolini Store Pozzato